Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Zhang Hao from Unitarian Attorney at Law. It's my great pleasure to give a brief presentation regarding how to protect Italy patent in China. Buon pomeriggio signore e signori, mi chiamo Zhang Hao ed è un piacere per me poter parlare davanti a questo pubblico della tutela dei brevetti in Cina. Chinese patent law has a very short history of only 25 years. La tutela dei brevetti in Cina ha una storia molto breve, parliamo di 25 anni. In light of such short history, the number of the patent filing during these years is increasing dramatically. Nell'arco di questi 25 anni, come potete vedere dal grafico, il numero di domande di brevetto, di registrazione di brevetto, è aumentato in maniera vertiginosa. From this figure, we can see that within the past 10 years, the patent filing has already increased 10 times. And especially in the last year, China has less than 900 sovereign patent filings. Tanto che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un aumento di 10 volte delle domande di registrazione di brevetti, domande che l'anno scorso sono giunte a quota 900.000. We can also see that even during the past 2 years, when we all face the international financial crisis, the patent filing is still increasing dramatically. E questo nonostante negli ultimi 2 anni a livello internazionale si sia registrata una gravissima crisi finanziaria. Just 2 years ago, Chinese central government, in order to encourage the domestic enterprises to improve their technology and file more patent filings, they issued some beneficial financial policy. For example, here is a financial policy regarding the high new technology enterprises. Proprio per questo motivo, 2 anni fa, lo Stato ha varato una legge che mira a incoraggiare le imprese nazionali a migliorare la loro qualità interna. In che modo? Mediante una legge fiscale che consente alle HNTE, quindi le imprese nel settore delle nuove tecnologie, ad elevato contenuto tecnologico nelle nuove tecnologie, che possono ottenere una detrazione fiscale non inferiore al 15%. A qualified high new technology enterprises will be eligible to obtain at least a reduced tax rate of 15%. In practice, the 6th utility model or one invention patent or an exclusive license agreement of over 5 years could meet the requirements regarding the core intellectual property for high new technology enterprise. This policy could be applicable for foreign invested Chinese company also. Praticamente per essere eleggibili a tale detrazione fiscale del 15% bisogna aver registrato 6 modelli di utilità oppure aver ottenuto un brevetto per invenzioni. Il tutto purché si rispettino i requisiti relativi alla proprietà industriale principale, quindi al core business della HNTE, quindi a questa impresa tecnologica. La stessa agevolazione fiscale vale anche per le imprese cinesi a partecipazione straniera.
As in every other country, China has 3 types of patent: invention patent, utility model, and design patent. In Cina ci sono 3 categorie di brevetto: il brevetto per invenzioni, il brevetto per modello di utilità e il brevetto di modello ornamentale o industrial design. Okay. For design patent, it is a little different from in European Union. We have no UCD, unregistered European design. For RCD, registered European design, China has a more strict and different grace period as exception to the novelty. Per quanto riguarda però il terzo tipo di brevetto, cioè il modello ornamentale o quello che adesso viene chiamato comunemente industrial design, la nostra normativa non è uguale a quella europea di tutela del design industriale. So, utility model and invention, as compared with the invention patent, the utility model is cost-effective and time efficient. Per quanto riguarda il confronto tra il modello di utilità oppure l'invenzione, nella scelta tra i 2 brevetti, il modello di utilità ha un miglior rapporto costo-efficacia e inoltre richiede minor tempo per la registrazione. There is helpful information in China that in China it is allowable for a same applicant to apply for both invention patent and a utility model on the same day. So it is a good suggestion to consider filing invention patent and the utility model at the same time, so as to obtain patent protection. So as to obtain the patent right as early as possible by first using the utility model patent. Una caratteristica della Cina è che è possibile nella stessa giornata presentare domanda di registrazione di brevetto di modello di utilità e anche di brevetto per invenzione. Quindi ne deriva il consiglio che potete fare domanda per entrambi contemporaneamente, sfruttando la differenza nella tempistica. In questo modo avrete la vostra invenzione tutelata il prima possibile. We have handling a very example cases in which we have American company has filed both invention patent and utility model. Up to now, the invention patent is still pending, not granted, but now we has already using utility model patent to sue someone for patent infringement. Ad esempio abbiamo un nostro cliente che è un'azienda americana che aveva presentato domanda sia per l'invenzione che per il modello di utilità. La domanda per la concessione del brevetto di invenzione sta ancora facendo il suo iter, mentre il modello di utilità è già stato registrato e grazie a questo abbiamo già potuto far partire un'azione legale per la violazione di quel modello. In China, the patentee could enforce his patent right by license, as introduced by my fellow patent Danny Chen introduced. In Cina, per far valere il proprio diritto, è possibile operare anche attraverso il proprio licenziatario, il quale funge da parte interessata. And the Chinese patent law also illustrates the many kinds of patent infringement activities. E numerose sono le attività che vengono configurate come violazione del brevetto. Similarly to the trademark cases, for patent protection, China has also 2 channels
parallel administrative and judicial channel to protect the patent right. Come avviene per quanto descritto dalla mia collega, quindi per i marchi commerciali, anche per quanto riguarda i brevetti, esistono due canali di tutela dei vostri diritti, il canale amministrativo e il canale legale. As compared with the judicial channels, the administrative channel should be judged by the local IP office and also apply for the local and national regulations. The disadvantage of administrative channel is that the local IP office has no power to adjudicate the damage. Quindi l'azione amministrativa ha il vantaggio di essere analizzata dall'ufficio locale preposto alla proprietà industriale e il fatto di applicare le normative locali e nazionali. Un elemento a sfavore è che tale ufficio non ha alcun potere di sanzionare il risarcimento danni. Okay. In this sense, the judicial action could provide well-specified remedies. Therefore, more and more patentees choose the judicial actions to protect their patent right. Cosa che invece avviene mediante il procedimento legale. Ecco perché sempre più proprietari di brevetto preferiscono rivolgersi al canale legale in maniera da avere anche un risarcimento danni. This could be reflected from the increasing number about the patent-related case in the past 5 years. E questo si può notare con l'aumento dei casi di azione civile legale negli ultimi anni. Court system. We have, similarly, we have 4 levels of court, as my fellow partners introduced. Different thing is, it is the intermediate court responsible for the patent infringement litigation. In Cina il sistema giudiziario, scusate, è organizzato in 4 livelli e il secondo, partendo dal basso, quindi i tribunali intermedi, i tribunali del popolo intermedi, che hanno sede in tutte le città principali, sono quelli che hanno l'incarico di valutare i casi di violazione dei brevetti. The decision of the first instance court could be appealed to the higher court. And the decision of the higher court could be the final one, since China has a 2-instance judicial system. La sentenza di un tribunale intermedio può essere poi portata in appello presso il tribunale superiore, che però emetterà la sentenza definitiva, in quanto in Cina sono previste solo 2 istanze.